Siamo con mister Claudio Rastelli, lei lo predicava da tempo, a questo Bassano mancavano i suoi risultati, la grinta c'è, la voglia c'è, questa è la terza vittoria consecutiva, si vede insomma che questo Bassano cresce. Sì, la quarta, mettendo anche quella di Treviso. No, non stavamo soffrendo inizialmente, però la squadra cresceva, non faceva risultati e questo demoralizzava un pochino sia noi che l'ambiente. Queste partite ci riavvicinano alla gente, facciamo buone prestazioni e buoni risultati, per cui è un percorso che stiamo facendo e che speriamo di continuare perché ne abbiamo bisogno sia noi che la classifica. Quello che si è visto stasera probabilmente è anche proprio una libertà mentale da parte dei giocatori, forse qualcuno era un po' bloccato a livello psicologico, può essere? Ma sicuramente quando le cose non vanno bene ci si chiude un po' in noi stessi e si cerca di risolvere le cose da soli. Tante volte invece facendo gruppo, cercando di giocare tutti insieme, ci si dà una mano e ci si cerca di risolvere le cose. Noi siamo stati bravi a non demoralizzarci eccessivamente nei momenti bui, in questo momento stiamo facendo bene, però dobbiamo continuare così perché io ho sempre detto che questa è una buona rosa se ha delle caratteristiche ben precise, se ne ha altre e mette in campo quelle può fare ancora brutte figure. Stasera ha avuto modo di provare anche qualche giocatore che è sceso poco in campo finora, penso che le indicazioni siano positive a 360 gradi, insomma. Sì, ma io ero sicuro perché vedo come si allenano i ragazzi, per cui come ho detto domenica prima della partita, come ho detto anche la domenica precedente, per me la formazione è diventata difficile da fare, ma perché mi stanno mettendo in difficoltà i ragazzi. Io voglio questo, io voglio essere tutte le domeniche in difficoltà, tutte le partite in difficoltà perché voglio dove scegliere, non dove far giocare sempre gli stessi giocatori perché non c'è la giusta alternativa. Invece con questo atteggiamento, con questa attenzione nel lavoro che mettono tutti quanti, sono sempre più in difficoltà perché ci sono gente come abbiamo visto oggi, Furlan, gente che non gioca mai e che avrebbe bisogno di spazio, che comunque è un giocatore affidabile e che è un giocatore a cui noi possiamo far conto. Certo, quindi il passaggio del turno di Coppa Italia è anche un motivo in più per poter usufruire di questi giocatori e dare più spazio un po' a tutti. Ma per noi era fondamentale, l'ho detto prima, ci tenevo perché anche col Portuguaro, sentendo anche la gente intorno, c'era la perdita del playoff un po' di anni fa, per cui la gente era vogliosa di riscattarsi, anche se è un piccolo riscatto, però noi cerchiamo di fare un buon calcio, cerchiamo di riportare un po' di entusiasmo nella città, nei tifosi e anche nella società che ha vissuto momenti nello scorso anno e inizialmente quest'anno non è proprio esaltanti. Un'ultima domanda, abbiamo visto il rientro di Joaquin De Gasperi, questo è sicuramente una cosa che fa piacere a tutti, penso faccia piacere anche a lei, insomma. Ma lui è un giocatore di un'altra categoria, si sta ricominciando a allenare con noi, era giusto dargli questo regalo oggi perché sicuramente non era al massimo, sicuramente altri giocatori in panchina erano forse più in forma di lui, però è un ragazzo eccezionale e meritava da parte nostra questo regalo. Siamo con Michele Barbieri, Michele è autore di una grande prestazione, ma soprattutto di un grande gol stasera. Buonasera a tutti, sono molto contento per la squadra per questa vittoria che serve molto per la Coppa Italia e per il proseguimento della Coppa Italia. Il mister prima ha detto che è molto contento del lavoro che stanno facendo i giovani, tu sei uno di questo, conti quindi di riuscire a prenderti un posto da titolare in questa squadra ovviamente. Sì, bisogna sempre lavorare, dare il massimo e con grinta e determinazione che sono le motivazioni più importanti cerco sempre di dare il massimo e di riuscire ad essere dei titolari. Ti sei dato un pizzicotto quando hai segnato il gol per vedere se è tutto vero? Sono stato contento soprattutto per la vittoria, non per il mio gol in particolare, ma per la vittoria per la squadra che è quello che ci serve. Questa è la quarta vittoria consecutiva, che morale c'è nello spogliatoio? Come vivi la quotidianità con i tuoi compagni? Siamo molto contenti, però bisogna essere sempre operai e dare sempre il massimo in allenamento e non pensare che stiamo vincendo e facendo bene, ma continuare a vincere, la voglia ci vuole e basta. Domenica si gioca fuori casa contro la Giacomense, che partita sarà domenica? Sarà una partita difficile come tutte quelle che abbiamo giocato finora, cercheremo di dare il massimo per portare a casa una vittoria che ci serve. Siamo con Jack De Gasperi, l'emozione che hai vissuto al momento di entrare in campo dopo 7 mesi di stop. Mi ha fatto tanto piacere, anche perché, come detto, dopo l'infortunio e l'operazione nessuno si aspettava, ecco, che il tempo di recupero fosse così lungo e io volevo fortemente giocare, spero già di entrare l'ultima volta in Coppa Italia,
però dai, va bene così, va bene che abbiamo vinto, quindi soddisfazione doppia, e poi vabbè, sono entrato e sono più contento, ecco. Stasera allo stadio c'era poca gente, ma al momento del tuo ingresso tutti hanno esultato, questo è un segno di affetto nei tuoi confronti. Cosa ne pensi rispetto ai tuoi tifosi? No, beh, quello mi fa tanto piacere, mi fa piacere, ecco, questo applauso dei tifosi, mi fa piacere. L'ultima volta, l'ultimo amichevole, quando ho segnato, come hanno abbracciato tutta la squadra, significa che dai, qualcosa di buono ho fatto fino adesso e non vedo l'ora di dare una mano a questa squadra. Tornando al Bassano, questa è la quarta vittoria consecutiva, quindi il morale è tornato alto, i livelli ci sono. Qual è ora l'obiettivo di questo Bassano? Beh sì, le vittorie fanno sempre bene. E oggi sono, ecco, molto contento, visto che in Coppa Italia hanno giocato tanti ragazzi che fino adesso hanno avuto magari poco spazio, e questo significa che siamo, non sono 11 titolari la domenica, ma siamo 22-25 giocatori ecco, che danno un contributo per questi risultati. L'obiettivo qual è? Continuare così, continuare a rosicare punti a quelli davanti e man mano vedere, ecco, dove possiamo arrivare. E invece quando vedremo Jack De Gasperi in campo in una gara di campionato? Sì, dai, oggi avete visto, penso, un po' in difficoltà ancora, un po' rigido, un po' fisicamente sono ancora un po' in difficoltà, però sono contento, primo passo. Io, ecco, devo solo allenarmi, cercare, ecco, di recuperare il prima possibile e poi, come detto, io sono disponibile, dipende un po' anche dal mister, dipende un po' da lui.